Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Referendum, urne aperte per 4 milioni di siciliani, un solo quesito per decidere se introdurre carriere separate tra giudici e PM, una nuova corte disciplinare, niente quorum, l'esito dipenderà dalla maggioranza dei voti espressi. Palermo raid armato nel deposito Sicily by Car, in 4 sparano contro auto parcheggiate e fuggono, si indaga per intimidazione legata al racket, un gesto inspiegabile per il patron Tommaso Dragotto, il presidente Schifani e Gaetano Galvagno esprimono solidarietà e fiducia nelle indagini. Lavoratori ex Almaviva, i sindacati chiedono un intervento immediato del governatore Schifani dopo 3 anni senza soluzioni su ricollocazione e lavoro. Mercoledì presidio davanti alla presidenza della regione a Palermo. Catania, condizioni di abbandono per il campo scuola del quartiere Picanello con infiltrazioni d'acqua nella palestra ed evidenti carenze strutturali. La primavera tarda ad arrivare in Sicilia, previsto ancora il freddo con instabilità per giorni a causa di un blocco anticiclonico nel nord Europa. Calcio, il Palermo espugna Padova con il gol di Mattia Bani e resta in corsa per la promozione diretta. Inzaghi dice una vittoria di cuore. Serie C, domani al Massimino arriva il Casarano nel debutto sulla panchina di Viali. Il neo allenatore rossazzurro punta alla concretezza per ottenere i 3 punti, 2 vittorie interne oggi entrambe per 2-1 di Siracusa e Trapani. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale parlando del referendum, si vota anche domani fino alle 15, ma ci spiega tutto Manlio Viola. Urne aperte anche in Sicilia per il referendum sulla riforma della magistratura. Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni possono votare in questa tornata. Una sola la scheda, come uno solo il quesito. La riforma già approvata dal Parlamento entrerà in vigore se gli italiani voteranno sì, mentre non potrà essere applicata se la maggioranza degli italiani voteranno no. La nuova norma costituzionale, se confermata, modificherà l'ordinamento della magistratura, introducendo carriere separate fra giudici e pubblici ministeri e istituendo una nuova alta corte disciplinare. Di fatto GIP e magistrati giudicanti non potranno durante la carriera diventare procuratori o comunque magistrati dell'accusa, sia pure cambiando tribunale, e viceversa, chi rappresenta la pubblica accusa non potrà diventare magistrato giudicante. Per governare le carriere ci saranno non più 1 ma 2 consigli superiori della magistratura, non più elettivi ma sorteggiati, uno per i giudici, uno per i PM, e nascerà la corte disciplinare. Quasi 51 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto nel paese, quasi 5 milioni e mezzo i fuori sede. I residenti all'estero hanno già votato per posta. Lo scrutinio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si protrarrà senza interruzione fino al completamento dei verbali. Entro la giornata di domani l'esito dovrebbe essere chiaro, visto che si tratta di uno scrutinio semplice, non essendoci preferenze di alcun tipo. Il referendum sarà valido qualunque sia il numero dei votanti. Per questo genere di consultazione confermativa, infatti, non esiste quorum. A Palermo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato per il referendum nel seggio dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII in via Rutelli. Quando appunto il Presidente è arrivato nella scuola per votare, dalla folla hanno gridato «Presidente è il nostro orgoglio». Agli scrutatori e al Presidente del seggio il Capo dello Stato ha detto auguri e buon lavoro. Raid contro l'azienda Sicily by Car a Palermo, colpi di arma da fuoco contro alcuni veicoli parcheggiati. Gli investigatori battono la pista dell'intimidazione di stampo mafioso. Espressa solidarietà dal presidente Schifani e da Gaetano Galvagno. Marco Gullà. Un raid veloce, un messaggio chiaro. L'ombra del racket sui colpi di mitragliatrice sparati contro 4 auto all'interno del deposito dell'azienda Sicily by Car in via San Ecco, rientriamo, Lorenzo, tra poco vi riproporremo il servizio e intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale. Dopo l'attacco dell'Iran a una base americana nell'Oceano Indiano, i missili a lunga gittata di Teheran potrebbero minacciare l'Europa. Al momento è un pericolo comunque remoto. Tonino De Mana.
I missili balistici dell'Iran, gittati a 4.000 km verso la base anglo-americana di Diego Garcia nell'Oceano Indiano, possono essere una minaccia, ma non direttamente per l'Europa. Secondo gli esperti, Berlino, Parigi e Roma sarebbero a portata di tiro, quindi anche Sigonella e il sistema satellitare MUOS Nishemi rientrerebbero nel raggio d'azione, ma si tratterebbe di uno scenario remoto, visto che un ipotetico attacco missilistico sarebbe neutralizzato dalla difesa aerea italiana con cacce intercettori pronti ad intervenire, per esempio da Trapani Birgi, secondo quanto riferiscono fonti militari sul territorio siciliano. Prima ancora, dicono, la minaccia sarebbe sventata dallo scudo NATO già presente nello spazio aereo di Turchia e Grecia. Nella base americana di Sigonella intanto permane il livello di allerta Alpha Plus, minaccia generica aumentata senza indicazioni specifiche. L'unico momento di tensione, per così dire, si è registrato giovedì per la sospetta presenza di esplosivo in un'auto nei pressi dell'ingresso carrabile, circostanza che ha fatto scattare i protocolli di sicurezza. Al personale in servizio è stato ordinato di non uscire all'aperto, mentre l'ingresso dell'aeroporto militare è stato sbarrato. Le attività sono rimaste sospese per il tempo necessario ai controlli affidati alle forze di pronto intervento del personale Host Nation, dell'aeronautica militare italiana e della Marina USA. Adesso ci occupiamo dei lavoratori ex Almaviva. È un futuro davvero ancora incerto quello che li attende. I sindacati chiedono l'intervento del presidente Schifani e in una nota scrivono: è una situazione critica, ma sentiamo il servizio. A questo punto chiedono l'intervento diretto del presidente della regione Schifani. Dopo 3 anni di attesa e dopo un nuovo incontro con l'assessore alla salute, i sindacati tornano a sollecitare interventi risolutivi sulla vertenza dei lavoratori ex Almaviva. Le organizzazioni sindacali, che già una settimana fa avevano chiesto un coordinamento politico e di conoscere le prospettive concrete del programma di digitalizzazione delle cartelle cliniche, spiegano di non aver ottenuto le rassicurazioni che cercavano anche in merito al numero unico europeo 116-117 relativo alle cure mediche non urgenti, che è stato sì formalmente adottato, ma che non produrrebbe, secondo i sindacati, alcun avanzamento sul piano occupazionale né garantirebbe il riassorbimento dei lavoratori. Particolarmente critica è la situazione legata alla ricollocazione dei dipendenti che avevano prestato servizio sul numero 1500 durante l'emergenza sanitaria. Una proposta iniziale di riassorbimento, pur discussa in sede ministeriale, è stata inspiegabilmente ritirata, si legge nella nota firmata dai sindacati, che ora respingono ulteriori coordinamenti tra assessorati e chiedono un intervento diretto e risolutivo del presidente della regione, che assuma piena responsabilità politica dell'avvertenza, dicono, e garantisca soluzioni certe e tempi definiti. Per mercoledì è annunciato un presidio davanti alla presidenza della regione in piazza Indipendenza. Adesso ci spostiamo a Catania e vi mostriamo le condizioni di abbandono del campo scuola di Picanello, dalla pioggia nella palestra con attrezzature ormai arrugginite alle crepe nel magazzino. Manca persino la rete di protezione per il lancio del disco. Sentiamo. Il gesto atletico è perfetto, tutto il resto no. Agli appassionati non saranno sfuggite almeno 3 cose: la vecchia sedia a terra per misurare la lunghezza del lancio, le immancabili erbacce nei pressi della pedana e la totale assenza della rete di protezione, in gergo chiamata gabbia. Ho visto anche una sedia lì. Che cos'è? Il punto di riferimento per diventare forte. Martello e disco, le discipline penalizzate al campo scuola di Picanello, che nonostante il restyling mostra segni inequivocabili di abbandono. Ad eccezione di una dignitosa pista di atletica, infatti, la struttura non soddisfa gran parte degli sportivi. L'impianto di illuminazione non è tenuto da una cabina che ci permette di accenderlo tutto, e andrebbe anche sistemato l'impianto di irrigazione qui, perché l'impianto di irrigazione praticamente funziona con la pioggia. Piove dentro la palestra e l'umidità fa il resto. In quest'angolo sono state ammassate le attrezzature, molte arrugginite, sbarrando di fatto l'accesso ai servizi igienici. Bagni della palestra che non si possono usare, gli attrezzi in stato di decomposizione. Devo dire che la situazione è critica, perché sapete bene quanto tempo abbiamo impiegato per riaprire il campo scuola di Picanello dopo i lavori di ristrutturazione. Risultato finale: abbiamo la palestra che praticamente è in queste condizioni, perché piove dentro e da anni è rimasta interdetta quest'area, compreso il bagno, e come potete notare l'hanno interdetto con questi strumenti che ora sono inutilizzabili. Addirittura peggiori le condizioni del magazzino, con vistose crepe nelle pareti. Non vorrei che questa palestra divenisse un peso per il comune di Catania. Tra gli alberi, le cui chiome sarebbero da sfoltire, sventola il tricolore. Il verde ed il rosso si riconoscono, il bianco non c'è più. Tranquilli, è la bandiera dell'Italia, non del Portogallo.
Adesso torniamo a Palermo e vi riproponiamo il nostro servizio su quello che è stato un vero e proprio raid armato nel deposito di Sicily by Car, l'ombra del racket, secondo gli investigatori. Sentiamo. Un raid veloce, un messaggio chiaro. L'ombra del racket sui colpi di mitragliatrice sparati contro 4 auto all'interno del deposito dell'azienda Sicily by Car in via San Lorenzo a Palermo. 4 uomini sono arrivati a bordo di una Lancia Y rubata, sono scesi e sono entrati all'interno di questo deposito, il cui proprietario è Tommaso Dragotto. Hanno fatto fuoco contro 4 auto parcheggiate, poi sono scappati, uscendo dal cancello più piccolo e sono fuggiti a piedi, abbandonando l'auto in strada. Dalle immagini che i carabinieri hanno estrapolato dalle telecamere della zona si vedrebbe arrivare l'automobile. La pista che battono gli investigatori è ovviamente quella dell'intimidazione. Non so davvero cosa sia potuto accadere, ha detto il fondatore e patron della Sicily by Car Tommaso Dragotto. Nessuno ha mai bussato alle nostre porte con minacce e intimidazioni e se fosse mai avvenuto avrei immediatamente denunciato tutto in procura. Solidarietà, Dragotto, da parte del presidente della regione Renato Schifani. La Sicilia non può e non deve piegarsi alla violenza e alle minacce, ha detto il governatore. Le istituzioni saranno sempre al fianco di chi opera nel rispetto della legalità. Gli fa eco il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Confido nel lavoro degli investigatori, ha detto, già impegnati con professionalità anche attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza per individuare rapidamente i responsabili e assicurarli alla giustizia. Voltiamo decisamente pagina. Camporotondo Etneo nel Catanese è uno degli 11 comuni italiani premiati con 3 tartarughe dall'associazione Plastic Free. Con le nostre telecamere siamo andati a vedere come si diventa un comune virtuoso che ha cura per l'ambiente. Emanuela Corsi. Il comune di Camporotondo viaggia ormai da anni, anche prima della mia amministrazione, su una percentuale di raccolta differenziata dell'82%. Noi come amministrazione ci stiamo impegnando a migliorare la qualità della differenziata. A Camporotondo Etneo, paese di circa 5.000 abitanti della provincia di Catania, il tema dell'ambiente è fortemente sentito da amministrazione e cittadini. Il comune è uno degli 11 premiati a livello nazionale con 3 tartarughe, massimo riconoscimento assegnato dall'associazione Plastic Free alle amministrazioni che si sono distinte per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti, per la promozione di comportamenti responsabili e per una gestione virtuosa del territorio. Come si diventa comune plastic free? Si diventa con la collaborazione della comunità e di tutta l'amministrazione, sensibilizzando e riuscendo a ridurre il consumo di plastica monouso. Il buon esempio parte da qui, da Palazzo di Città, dove il caffè si beve rigorosamente in bicchieri biodegradabili. Abbiamo le cialde biodegradabili e i bicchieri riciclabili. Questo è stato un grosso sacrificio, anzi ringrazio i dipendenti per aver aderito. Abbiamo tolto le macchinette, i distributori. Ci siamo adeguati, prima noi e poi i cittadini. Sempre in municipio sono state installate le colonnine dell'acqua, che troviamo anche nella scuola del paese. In questi 2 anni abbiamo svolto molte attività di sensibilizzazione con la scuola, al di là delle colonnine per l'acqua, anche all'esterno, anche giornate di pulizia. Facendo un giro per le vie del paese troviamo una macchinetta mangiaplastica. I cittadini vengono con le loro bottiglie di plastica, scaricano tramite la scannerizzazione del QR code l'app, conferiscono le bottiglie e nell'app vengono caricati degli ecopunti. Ad un tot di ecopunti corrispondono dei buoni che paga il comune, che possono spendere nelle attività locali. Non manca l'attenzione e la cura per gli amici a 4 zampe. Per le vie del centro ci sono le dog toilet. Per consentire ai cittadini di conferire in maniera ordinata e pulita le direzioni dei nostri amici animali. A contribuire al punteggio che ha premiato Camporotondo Etneo, la lotta alle microdiscariche. Un sistema di videosorveglianza e fototrappole ha permesso di identificare diversi incivili che sono stati multati. La primavera tarda ad arrivare in Sicilia. Le previsioni parlano ancora di tempo incerto per i prossimi giorni, ma la fiducia non abbandona i siciliani. Orazio Longo. Un affondo freddo tardivo, maledetta primavera, cantava Loretta Goggi. In questo caso la fretta c'è. Quando arrivi primavera? Se lo chiedono in tanti che col 21 marzo hanno festeggiato la fine dell'inverno, ma appunto l'affondo freddo tardivo di questi giorni ha fatto capire che non è stato proprio un addio. È un problema. Io sono motociclista, quindi sono fermo
per troppo freddo. È giusto che sia così, dai, abbiamo sofferto tanto la siccità, la cosa, almeno un po' di acqua ci sta. Siamo un po' dispiaciuti perché avere delle belle temperature ci permette di uscire con più facilità. E le previsioni non sono rosee, secondo i meteorologi l'instabilità continuerà ancora per giorni per un blocco anticiclonico presente nel nord Europa. Quella in arrivo sarà un'altra settimana caratterizzata dall'instabilità, con frequenti cieli nuvolosi che si accompagneranno a delle precipitazioni a carattere sparso, a tratti anche sotto forma di rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali della giornata. E poi nella parte finale del mese si attende l'arrivo di una circolazione depressionaria che proprio a cavallo del prossimo fine settimana potrebbe determinare un'onda di maltempo abbastanza intensa, soprattutto sui settori meridionali e orientali dell'isola. Maledetta primavera, cantava Loretta Goggi, in questo caso la fretta c'è, ma anche la fiducia dei siciliani. Arriva, dai. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a Catania, torneremo a Catania per farvi vedere quello che insomma è stato il grande successo del fine settimana per le giornate FAI. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale a Catania, sotto il verde della Villa Bellini, in occasione delle giornate FAI di primavera, riemerge un luogo nascosto e affascinante, il criptoportico settecentesco, un viaggio sotterraneo tra storia e mistero che racconta il volto più segreto della città. Desiree Ferlito. È la prima volta che riusciamo a venire perché normalmente è chiuso, quindi vorremmo provare finalmente a vederlo, siamo molto curiosi. A Villa Bellini si riapre una porta sul passato, in occasione dell'ultima delle giornate FAI di primavera che tornano a celebrare il nostro patrimonio culturale, con l'apertura straordinaria di centinaia di siti. Grazie all'impegno del Fondo Ambientale Italiano abbiamo visitato il suggestivo criptoportico, nascosto nel cuore del giardino storico di Catania. Molto interessante, la prima volta che lo vediamo, siamo venuti appositamente perché sono delle iniziative che soprattutto belle da vedere per gli adulti ma anche per i bambini. Un luogo rimasto per decenni lontano dagli sguardi, oggi restituito alla città. Scavato nella pietra lavica e modellato tra il Settecento e l'Ottocento, questo corridoio sotterraneo si snoda come una galleria misteriosa, fatta di volte a botte, nicchie e giochi di luce naturale. Un ambiente scenografico pensato non solo come passaggio ma come esperienza in perfetto stile romantico. Sicuramente qua ci immaginiamo queste donne con i loro abiti fruscianti e insomma uomini con i loro bastoni, bimbi che magari correvano, giocavano in questo luogo. Raccontato da giovani ciceroni, rappresenta un dialogo affascinante tra natura e architettura, tra superficie e profondità, tra memoria e immaginazione. Un viaggio nel ventre della città, dove il tempo sembra sospeso e ogni passo racconta una storia dimenticata, proprio sotto i nostri piedi. La Sicilia archeologica vista dal cielo è il libro postumo di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore ed ex assessore regionale ai beni culturali, scomparso 7 anni fa. È stato presentato a Ragusa, c'era la nostra Veronica Barbarino. A 7 anni dalla sua prematura scomparsa in un disastro aereo in Etiopia, Ragusa celebra la vita e i lavori di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale ai beni culturali. Lo fa presentando il volume postumo Sicilia archeologica vista dal cielo, a cura della fondazione a lui dedicata. All'interno il racconto della storia della nostra isola, dalla preistoria all'età romana, con immagini aeree per cogliere dettagli spesso invisibili al visitatore comune. Questo libro, che era stato iniziato e scritto da Sebastiano Tusa, è stato mio desiderio completarlo, corredarlo delle foto mancanti e pubblicarlo, perché era un suo sogno. Un itinerario che porta il lettore alla scoperta dei siti e dei reperti più noti, ma anche di quelli poco conosciuti. A corredo del bellissimo testo di Sebastiano Tusa
sono rappresentati alcuni dei più bei reperti archeologici ospitati nei musei siciliani, alcuni noti, alcuni veramente molto molto rari. Facciamo un esempio. Il terribilissimo guerriero presso il museo di Caltanissetta, c'è un oggettino alto meno di 5 centimetri. Un intreccio tra passato e presente che svela l'anima della Sicilia, mosaico culturale unico, sospeso tra memoria e identità. E adesso c'è un'altra pausa, ci fermiamo ancora e poi una nutrita pagina dedicata al calcio. Cominceremo con il Palermo, a tra poco. E siamo ritornati in studio e adesso l'ultima pagina del nostro telegiornale dedicata al calcio e come vi dicevo prima apriamo con il Palermo. Un gol di Bani ha regalato la vittoria ai rosanero sul campo del Padova e così il sogno della promozione diretta oggettivamente è ancora valido. L'allenatore Inzaghi ha detto è stata una vittoria di cuore. Sentiamo. E all'improvviso arriva Bani, il Palermo sbanca Padova con il gol appunto del difensore, un gol da 3 punti, un gol che permette ai rosanero di rimanere agganciati ancora al treno della promozione diretta, distante 4 punti. Una vittoria sofferta, di carattere, quella ottenuta ieri dal Palermo soprattutto dopo l'espulsione di Rui Modesto. La gara è decisamente cambiata, la formazione di Inzaghi dopo un avvio intraprendente ha cambiato gioco puntando sulle ripartenze. Il Padova, nonostante la superiorità numerica, ha graffiato poco, anche perché la difesa rosanero ha retto. Poi nel finale la stoccata sotto porta di Bani e la gioia per una vittoria fondamentale. Giocare tutta la partita quasi in 10 non era semplice, però la squadra secondo me ha fatto una grande partita di spirito, di carattere, abbiamo sofferto poco nonostante fossimo in inferiorità e poi speravo che con i cambi, con qualcuno fresco potesse arrivare alla zampata giusta. Questi sono veramente 3 punti che valgono doppio. Bani insuperabile in difesa e letale anche in avanti. Faccio i complimenti ai miei compagni perché abbiamo fatto una partita di grandissimo sacrificio, non era facile, si era messa in salita, ma siamo stati bravissimi a cogliere le nostre occasioni e a lasciare veramente poche opportunità al Padova. Per il Palermo un esame di maturità superato dopo i 2 passi falsi con Monza e Juve Stabia. Adesso la sosta per le nazionali, poi le ultime 6 gare di campionato. Un rush finale, il Palermo è indietro rispetto a Venezia, Monza e Frosinone, ma vuole giocarsela fino in fondo. Intanto i tifosi continuano a sognare e ieri sera hanno accolto così la squadra. Andiamo alla Serie C, domani il Catania giocherà in casa contro il Casarano, sarà la prima di Viali in panchina, il servizio di Marco Carli. Non posso pretendere che si cambierà completamente modo di essere, non ho la presunzione di 5 giorni di insegnare nulla a nessuno, ma mi interessa che la squadra scenda in campo con le idee chiare. Niente rivoluzioni, ma essere pronti al cambiamento. La flessibilità resta il punto nodale della filosofia di Viali. Difesa 3 che potrebbe essere la veste tattica della prima partita, ma appunto con l'elasticità che vuole il tecnico all'inizio o a gara in corso. Ci sarà Cicerelli che torna tra i convocati, Forte invece dovrebbe rientrare la settimana prossima in gruppo, mentre Caturano, che resta l'unica punta di ruolo, partirà dal primo minuto. Ecco cosa Viali chiederà al gruppo. Una squadra che ricerca le richieste che sono state decise per questa partita, ma nello stesso tempo che sia libera di esaltare le qualità del singolo. Sentimento e emozione, dice Viali, quando gli chiedono cosa cerca nei suoi, ma alla fine ciò che conta, lo ribadisce, è la concretezza. Non dimentichiamo che il focus è il risultato, non siamo qui a vendere poesia, facciamo tutto in funzione del risultato, perché la gente viene allo stadio. Va bene la curiosità del nuovo allenatore, va bene i moduli, si giocherà a 3, si giocherà a 4, ma la gente andrà a casa felice solo se il Catania vincerà. Alla Serie C il calcio giocato di oggi, vittoria del Siracusa per 2-1 in casa appunto contro il Picerno. Sentiamo Marco Petrolito.
Vittoria di carattere per il Siracusa che al De Simone supera e rimonta il Picerno centrando 3 punti fondamentali per continuare a sperare nella salvezza, obiettivo ormai perseguibile in vista della seconda penalizzazione in arrivo solo attraverso i play-out. Avvio tutto azzurro, al secondo Di Paolo chiama l'intervento Marcone, decisivo anche poco dopo su Cancellieri. Il Siracusa spinge, crea ma non concretizza e dopo l'occasione sprecata all'11° sul cross di Canutè per Salvo che di testa manda incredibilmente al lato, a colpire proprio il Picerno. E il 30° cross basso di Canutè è girata vincente di Abreu con Ferroni che tocca ma non riesce a respingere. Il Siracusa fatica a reagire ma in avvio di ripresa, dopo meno di un minuto di gioco, Valente mette un pallone perfetto in area e Arditi di testa firma il pareggio. Sull'1-1 gli azzurri prendono coraggio e assediano la metà campo avversaria, ci provano nell'ordine Frisenna e Di Paolo, ma il gol non arriva. Al minuto 88 però il forcing degli Aretusei viene premiato, il centrocampista lituano Gudelevicius si rende protagonista di una grandissima azione personale, salta 2 uomini e con il sinistro firma il 2-1 che fa esplodere il De Simone. Ma non è ancora finita, nel recupero Ferroni salva il risultato parando sul Canutè, mentre dall'altra parte Sbaffo sfiora il tris per un Siracusa che vince col cuore e tanta determinazione. La corsa salvezza per i Leoni è ancora aperta. Dopo un mese il Trapani torna al successo battendo il Potenza per 2-1. Il servizio. Torna al successo il Trapani, non succedeva dal 21 febbraio, 2-0 sulla Cavese. A farne le spese il Potenza, probabilmente con la testa alla gara di ritorno di Coppa Italia con Latina il prossimo 1 aprile. Nel primo tempo però gli ospiti hanno sfiorato in più occasioni il vantaggio, trovando però sulla loro strada un Galeotti in vena di prodezze. Al 18° respinto in angolo una conclusione di Petrungaro, ripetendosi poi al 23° su una conclusione ravvicinata di Selleri su un angolo calciato di Agiapong. Trapani pericoloso al 31°, stavolta è stato Cucchietti chiamato ad una difficile parata su tiro di Ortisi. Al 45° l'episodio che ha consentito al Trapani di portarsi in vantaggio, mani di Agiapong e l'arbitro, dopo aver consultato il video, decide per il calcio di rigore trasformato da Celeghin. Al 6° della ripresa, su una punizione di Benedetti, Pirrello da 2 passi ha mancato il 2-0 e così è stato il Potenza al 42° a siglare l'1-1 con Mazzeo, abile a finalizzare un'azione in velocità. Battimelli si fa respingere in angolo da Cucchietti la palla del 2-1 che giunge però sul successivo tiro dalla bandierina con la zampata vincente in mischia di Winkelmann. L'ultimo servizio, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito e a tutti una buona serata.